Un tavolo per individuare un piano d'azione che intervenga sulle tante criticità che rendono sempre più accidentato il percorso dell'imprenditoria nuorese Ogliastrina, che chiede il coinvolgimento del prefetto per arrivare a far sentire la propria voce al governo centrale. L'incontro, richiesto da Confindustria Sardegna Centrale dopo la presentazione di un dossier al prefetto Giancarlo Dionisi nelle scorse settimane, si è tenuto questa mattina presso la prefettura di Nuoro alla presenza di una rappresentanza significativa degli imprenditori del territorio. Sarà un incontro molto operativo perché io ho già avuto modo di approfondire il dossier di Confindustria, dal quale si desume una situazione preoccupante di arretratezza e di impoverimento con cui sono costrette a lavorare le imprese nel Nuorese e nell'Ogliastra. Da questa riunione di oggi scaturiranno dei singoli tavoli tematici che andranno ad affrontare sia a livello regionale che a livello nazionale gli specifici aspetti di un problema che è poi quello di garantire alle imprese una maggiore appetibilità sul territorio. Per fare questo tante sono le iniziative che dovremo adottare, sicuramente cercare di ottenere una fiscalità di vantaggio per queste imprese, migliorare le infrastrutture fisiche, quelle legate alla mobilità e ai trasporti, e rafforzare la connettività la connettività digitale per renderla sempre più veloce e al passo coi tempi. Un tavolo che arriva dopo la denuncia da parte di Confindustria Sardegna Centrale di una sempre maggiore sfiducia nei confronti della politica statale e regionale e che si presenta al confronto con una serie di punti. Ma intanto ci aspettiamo che il prefetto prenda in esame le nostre proposte. Due sono quelle fondamentali che chiediamo in questo momento al prefetto, sono uno di creare un tavolo permanente di concertazione dove convocare di volta in volta per i vari problemi che stiamo elencando le figure di riferimento, e due invece che il prefetto si faccia proprio come anello di congiunzione tra quelle che sono le istanze del centro Sardegna rispetto al governo, in quanto, come abbiamo sempre rimarcato, non abbiamo dei riferimenti politici a cui rivolgerci, o soprattutto, diciamo al contrario, dei riferimenti politici che non guardano il territorio con occhi di persone che lo vivono con la criticità che abbiamo.